Questa è la Torre della Specola. Ci troviamo nella città di Padova. Era una torre di difesa medievale edificata nel IX secolo, risistemata da Ezzelino III Romano nel XIII, fungendo da prigione per i nemici del tiranno. Nella seconda metà del 300, i Carraresi, nuovi signori di Padova, edificarono un nuovo castello sui resti del preesistente e occuparono la torre anche come residenza. Il castello e la torre, con la costruzione della cinta muraria cinquecentesca, divennero obsoleti e vennero abbandonati. Nel Settecento l'antica fortezza si trovava in pessime condizioni, veniva chiamata Castelvecchio e da tempo era stata destinata a magazzino di granaglie, di paglia, di fieno, deposito di armi e munizioni. Nel 1761 il Senato veneziano decretò l'istituzione di un osservatorio astronomico per l'Università di Padova. Viene scelta questa torre perché è alta, robusta e orientata rispetto ai punti cardinali. I lavori, condotti sul progetto di Domenico Cerato, prevedevano la creazione di 2 osservatori distinti, ognuno adatto a svolgere una precisa funzione. Sopra la torre sarebbe stato costruito l'osservatorio superiore, un ambiente ottagonale dotato di alte finestre. Invece, a 16 metri di altezza, sarebbe stato costruito l'osservatorio inferiore, una sala progettata appositamente per eseguire le osservazioni al meridiano celeste. Con l'industrializzazione di Padova, soprattutto per via dell'inquinamento luminoso, divenne sempre più difficoltoso osservare le stelle. E nel 1942, con la costruzione dell'osservatorio di Asiago, la Torre della Specola non fu più usata per compiere osservazioni astronomiche. Venne poi adibita per collocarvi la biblioteca antica e l'archivio, e dal 1994 è possibile visitarla come museo.